vedere in che condizioni è Letizia. Ve l'avevo detto io che l'avrei messa alla prova anche oggi con una durissima prova da sopportare, Sì. ma questa devo dire che la sto invidiando perché si sta massaggiando. Guarda, fammi un cenno con la testa perché adesso chiaramente non sei microfonata, poi verrò da te. Come stai? Bene? Che meraviglia. Allora, perché questa motivazione? Innanzitutto vi presento, l'avete già vista, la state vedendo inquadrata, Federica, e poi c'è una persona accanto a me che ci parlerà di lei, che è praticamente un estetista, diplomata, eccetera. Di lei, insieme ad un'associazione particolare, ci parlerà invece Marco Spiandorello. Buongiorno e ben arrivato Marco. Buongiorno, grazie. Perché Marco è il coordinatore della AFL, giusto? Agenzia Formazione e Lavoro. Agenzia Formazione e Lavoro. Perché abbiamo voluto praticamente parlare di questo? Innanzitutto questo mi dà l'opportunità di dire che 3 Channel, oltre ovviamente al nostro contenitore Buongiorno 3 Channel, ha proprio nel palinsesto il Trova Lavoro, tra l'altro condotto da Gloria Selmi, che è una ragazza che conosco benissimo, molto brava, giovane, bella, fresca, intelligente, e che giustamente darà l'opportunità credo, spero, ad un sacco di persone, anche soprattutto giovani, ma non solo, di giustamente imparare un qualcosa, di trovare un qualcosa che possa essere adatto a loro o comunque adatto a quello che hanno la possibilità di fare o per il quale hanno studiato. Qui parliamo di questa associazione che permette proprio alle persone, non solo quelle disoccupate, ma anche quelle che eventualmente hanno una parte di tempo, non gli basta, hanno un lavoro part-time, eccetera, adesso poi scopriremo il tutto, di imparare veramente un mestiere alle mani, giusto? E di poter eventualmente realizzare, giustamente trovare lavoro, farlo in un certo modo, con la qualità, la professionalità e tutto quello che concerne, perché tante volte le persone, quando si parla di certe associazioni, dice sì, ma ce l'avrò l'attestato, il diploma, ma poi potrò andare a fare, a lavorare, poi potrò, non so, non ho il posto, potrò farlo a casa mia, eccetera. Allora spieghiamo che cos'è questa accademia. Beh, la nostra associazione, che è attualmente presieduta dall'onorevole Iles Braghetto di Padova, è una scuola storica italiana e veneta. E veneta, ecco. E sono fondata da mia madre, Agnese Smanio Spiandorello, ancora nel 1981. Quindi è proprio stata formata dalla vostra famiglia? Sì, sì, noi siamo di famiglia nella formazione. Poi chiaramente con i tempi e le modifiche anche normative l'abbiamo adeguata. Non certo. A caso, proprio recentemente abbiamo costituito insieme a altre 2 storiche scuole del Veneto, l'Accademia La Parigina e il Centro di Formazione Professionale IPEA, forse quello che sarà il primo polo scolastico del settore del benessere italiano. Parliamo di quasi 2000 allievi. Quindi una scuola che ti fa entrare nel mondo, ti fa imparare proprio tutto quello che concerne il benessere. Il benessere, l'operatore del benessere, che non è solo quello che noi riconosciamo nella figura classica dell'estetista. Dell'estetista, Marisa lo sa perché è stata un'ex estetista. Il termine vecchio parrucchiera o conciatrice, certo, che è quello nuovo. L'operatore del benessere è forse oggi i dati dei fabbisogni formativi in rapporto al mercato del lavoro, forse è l'unico operatore che non risente di nessun tipo di crisi. Infatti ne parlavamo prima, perché a differenza purtroppo di quasi tutti i settori oggi come oggi, che sono tutti in crisi, invece il benessere, l'estetica eccetera è quello che sta salendo soprattutto da parte più degli uomini che delle donne. C'è una richiesta maggiore, stiamo parlando di consumatori in questo caso. Guardi, anche in questo caso non solo il mondo è globalizzato, ma è stravolto. È stravolto. Oggi, se andiamo a scrutare i dati dell'industria cosmetica, i produttori di cosmesi vedono con grandissimo favore questo trend in crescita del consumatore maschile. Certo. Ma questo trend non è partito l'altro ieri, sono già quasi 10 anni. Probabilmente si rapporta anche un po' all'evoluzione della società. Certo, diciamo che gli uomini oggi ci tengono di più, o forse lo fanno anche in maniera più serena, più tranquilla. Ma guardi, le posso dare magari una risposta tipo slogan. Una volta l'uomo doveva essere macho, magari anche un po' sporco. Adesso
lo vogliamo pulito. Che non ci piaceva proprio, vero? Almeno a me non piaceva molto. Secondo me il maschio, sai perché? Perché spende di più, meglio della donna. No, ma secondo me perché noi donne abbiamo preso più potere, il maschio meno. Scusa, adesso è un discorso che voglio fare un po' polemico. Allora, Marisa dice l'uomo spende di più, è vero questo, Allora, Marco? spende di più, ma spende correttamente perché spende per se stesso. Esatto. E invece la donna? Perché la donna storicamente lo fa perché ne ha titolo. Adesso l'uomo, dal professionista all'impiegato, ha l'obbligo di comunicare la sua immagine indipendentemente dal contesto, quindi non può più porsi il problema, perché l'economia è passata da un'economia dove si producevano dei prodotti a un'economia dove si comunicano beni e servizi. Ma non è che il maschio è un po' meno maschio di prima? Ma questo è un magari c'è anche questo. Questo è un problema che dovremmo rimettere chiaramente alle signore, non lo posso valutare io. Siccome io credo che la parola, la libertà fa parte proprio della nostra parola, del nostro modo di essere e di dire, oggi come oggi ci sono sempre stati, ma evidentemente sono anche più fortunatamente considerati, eccetera. C'è anche una parte di persone che sono comunque gli omosessuali, uomini o donne che sia, che sono più sono forti, sono anche più numerosi, si stanno abituando ad essere finalmente giustamente anche apprezzati, considerati, eccetera, e quindi forse le paure di prima di andare a fare un qualcosa, eccetera, avendo una dichiarazione sessuale diversa poteva creare dei problemi, oggi non ci sono fortunatamente questi problemi. Ripeto, io lo sto dicendo nel senso con punto interrogativo, lo sto chiedendo c'è in termini di segmento del mercato anche qui una specializzazione. Certo. E ripeto, sono tanti tra l'altro i ragazzi eccetera che vogliono fare gli estetisti. Sia uomini che donne. Vero? Sì, ecco. Proprio perché c'è una grandissima polidietricità, polivalenza professionale. Faccio 2 o 3 esempi. L'estetista oggi può passare dall'estetista tradizionale classica, o come Federica che ha terminato ieri il 4º anno. Quindi Federica è già diplomata, sta già lavorando. specializzata addirittura. Lei già da alcuni anni in parallelo lavora nell'ambito del make-up artistico, body painting e trucco pubblicitario, quindi uno dice l'estetista collocare una pubblicità nei luoghi comuni nessuno la comprende. No, ha detto bene lei, prima l'estetista faceva solo le piccole cose abituali, adesso si è proprio allargata. Adesso lei si sta ponendo, e qua vuol dire che le donne sono molto più competitive oggi degli uomini, si sta ponendo già il problema come aprirò una mia azienda. Certo, certo. Questo significa che questa polivalenza porta a creare quello che oggi è un mercato in crescita. Vi do 2 dati. 6% parliamo di occupazione in crescita nazionale, ma ci sono alcune regioni dove il rapporto tra domanda e offerta c'è un disavanzo del 22-30%. Per fare un esempio, in Italia ci sono dei lavori che non si fanno più e sono ricercatissimi, il panettiere, l'estetista e il panettiere sono nella stessa condizione, cioè non sono richiesti. Ma questo perché non si ricerca più l'estetista? Forse perché ci sono più... due, guardi, tutte le risposte di solito le dà non la politica ma l'economia. Certo, beh certo. In Italia il segmento di sviluppo dell'industria del benessere ha preso un grosso settore che è quello, non solo in Italia, a livello internazionale, che è quello del turismo del benessere. Io vengo da una provincia, Padova. Questo vuol dire cioè, dove ci sono di solito dei luoghi, faccio per farlo capire ancora meglio, così lo capisco meglio anch'io, luoghi turistici dalla Sardegna al Friuli, eccetera, c'è regolarmente anche una spa. Diventa un obbligo, perché lei immagini oggi le caratteristiche del turista sia nazionale che internazionale, non va in un posto se non trova una spa. Non trova la palestra e non trova una spa. La massaggiatrice, è vero. Ma in tutti i segmenti turistici, qui siamo nella capitale degli affari, e il turismo d'affari
ha sviluppato il settore del benessere perché lei non trova ormai un albergo dove ci sono uomini d'affari, dove ci sia una collocazione. A Milano ci sono le più belle spa d'Italia. È vero, Sì, è vero, sì, che magari non si E conoscono, non possiamo ne siamo dire che al Milano corrente. sia destinazione turistica Ah, come no, Cortina certamente. Vabbè, certo. e Venezia. Quindi l'industria turistico-alberghiera ha fatto diventare questo Certo. settore un settore anche turistico-alberghiero. Oh, allora ritorniamo a noi, quindi a questo punto a maggior ragione ben venga la possibilità di studiare visto e di crearsi un